Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti ad una nuova live di Reni Retro ed ecco l'errore ovviamente che mi scordo sempre, il bollino, c'è scritto Reni J, ma dove c'ho la capoccia? Adesso se aspettate un attimino i tempi biblici del mio, io ho il cocciofano come telefono, il coccio PC come computer. Vabbè, è pure super utilizzato questo computer perché ci faccio talmente tante cose che non avete idea. Devo andarmi a cercare il loghetto Reni Retro. Un attimino solo, intanto vedo, sì, diciamo sott'occhio la live, sembra che questa volta non scatta, va bene, va benissimo. A noi ci basta così, sto cercando in mezzo, devo mettere un po' da un'altra parte queste tre immagini, ok? Ok, Reni Retro, buongiorno, buongiorno a tutti, sono le ore 12:34, 12:34 di questo 19 marzo 2025, festa del papà San Giuseppe, auguri a tutti i papà come me, augurissimi a tutti i papà e un benvenuto a tutti, sia a quelli che stanno vedendo questa live adesso che sono le 12:34, sia a chi vedrà questa live poi in differita perché come sapete rimarrà sul mio canale YouTube, ok? Quindi avete la possibilità di guardarla sia adesso sia con calma più tardi, se ovviamente siete in ufficio. Io capisco che è un orario prettamente lavorativo questo, anche se molta gente magari si prepara per il pranzo. Oggi è mercoledì mia figlia esce un po' più tardi da scuola, quindi ho potuto iniziare la live anche un po' più tardi. Sono andato prima a trovare i miei, sono andato da mio padre, gli ho fatto gli auguri, saluto tanto mio padre e mia madre, salve, che so che di tanto in tanto guardano anche le mie live, anche se per loro sono un po' noiose, visto che gli argomenti, magari forse giusto la musica, ma gli altri due argomenti, diciamo, non sono tanto interessati, per esempio il retrocomputer o i cartoni animati, manga, anime e fumetti. Per quanto i fumetti della Disney a mia madre piacciono parecchio, ok? Quindi magari quando parlerò della mia enorme collezione di fumetti Disney magari sarà più interessata, però diciamo per ora oggi dobbiamo affrontare lo sfogliamo insieme. Lo sfogliamo insieme di che cosa? Ovviamente c'è scritto là in alto Passione Amiga, questa rivista che oramai sono diversi anni che esce, io la compro su Amazon, quindi poi come già ho fatto per diciamo, gli scorsi due numeri, vi metterò i link in descrizione per andare a comprare anche questi altri due numeri molto vecchi diciamo, del 2023, sono gli ultimi due numeri dell'anno 2023, poi inizieremo quelli dell'anno 2024 e poi ci rimetteremo a pari con quelli, diciamo, anche se l'ultimo numero l'abbiamo visto, quello di gennaio 2025, lo abbiamo già sfogliato insieme, ok? Quindi oggi andiamo a sfogliare due numeri vecchi, due numeri dell'anno 2023, ok? E come vedete qui io metto sempre qualche rivista di cui dobbiamo fare ancora, lo sfogliamo insieme, ci sono addirittura tre numeri di anime cult, poi vabbè questo già l'abbiamo fatto, lo sfogliamo insieme, ma bisogna, cioè dobbiamo fare lo sfogliamo insieme di quest'altro numero. Qua c'è un altro numero di questa rivista, è ancora imballata. Io per questo, per dimostrarvi che quello che vi dico è tutto realtà, io le riviste non le tocco fino a quando non faccio queste live insieme a voi, le sfoglio per la prima volta insieme a voi, poi vedo che c'è magari qualche articolo di mio interesse e me lo vado poi a leggere piano piano con più calma, ok? Detto questo, come vi ho detto, io ho acquistato, diciamo, queste riviste di Passione Amiga direttamente sullo store Amazon, e io vado ad aprire il pacco di Amazon,
Allora andiamo a vedere cosa ci troviamo qui dentro. Ecco, ho aperto questo pacco insieme a voi oggi. Adesso buttiamo lì per terra, via, così non si vede. Allora, eccolo qua. Passione Amiga, ecco qua le due riviste che andremo a sfogliare oggi. Allora, una è la numero 15 e una è la numero 16, ok? Rispettivamente di settembre 2023 e di novembre 2023, ok? Allora io direi di partire direttamente da settembre, quindi prima andiamo a fare lo sfogliamo insieme di questa rivista oramai di un anno e mezzo fa, ok? E qua si pubblicizzava il Passione Amiga Day che si è tenuto il 17 settembre 2023, se non sbaglio a Spoleto. Sì, Spoleto, sta scritto grandissimo qui, Piazza Garibaldi, Spoleto, 17 settembre 2023, dalle 10 alle 19. Passione Amiga Day, ok? Ovviamente lì ci sono tutti quelli che abitano a Roma e nei dintorni, diciamo nel Lazio, Bassa Toscana, eccetera, riescono ad andare a questo evento, diciamo, e vengono, diciamo, presentate delle particolarità riguardanti ovviamente la Commodore. Ci sono anche di solito dei Commodore 64, dei 128, qualche volta ci viene pure Carlo Pastore e magari porta un C65. Diciamo, è un Passione Amiga Day un po' allargato alla Commodore, un po' più in generale. Non è un evento chissà quanto grande, però è un evento pieno di appassionati, devo dire la verità. Allora, detto questo, andiamo ad aprire e qui troviamo la replica della copertina senza scritte però. Diciamo, questa è l'idea molto buona di lasciare solo come sfondo, diciamo come sfondo senza i titoli, diciamo, della copertina, e viene lasciato appunto il nome della rivista a tutta pagina con uno sfondo senza scritto nulla. Ok? Saluto Paolo D'Urso, ciao Paolo, anche questa volta ha firmato l'editoriale di Passione Amiga, ok? E poi qui c'è il sommario. A me piace tanto questa rivista perché diciamo mi riporta un po' indietro ai tempi di Enigma Amiga Run, Enigma Amiga Life, e quindi diciamo mi fa molto piacere vedere che anche abbiamo visto l'ultimo numero uscito a gennaio 2025, ora vediamo se tra marzo e aprile dovrebbe uscire un altro numero, ok? Quindi c'è tutto l'editoriale di Paolo D'Urso, ovviamente parla del Passione Amiga Day, ok? E il sommario invece qua c'è, diciamo, si parte con Game News, Tech News e DA500 Mini News. Poi ci sono un bel po' di recensioni, sotto, diciamo, il sottoparagrafo recensioni, c'è Box, poi c'è Rogo Dechan Zero, poi c'è Perigo 500, Night Shift, poi c'è sta un Polaris 3D, Jack in the Pit, Holiday, From Vultures to Vampires volume 2, Chris Wesselbeck, The Piano Collection volume 2. Gli articoli c'è l'anteprima Passione Amiga Day 23 e poi c'è speciale Ami Game Jam 2022, quindi parecchio tempo fa si è tenuto. Poi c'è sempre Amiga GCC per la tecnologia, per la parte tech, corso di Blender parte 7, poi alla ricerca del controller perduto, prototipo scheda acceleratrice 68 040 per Amiga 3000. Ok, poi ci sono le interviste ad Andy Davidson, Michael Bergset e poi scena demo, nuovi talenti e la posta dei lettori. Quindi vi faccio rivedere il sommario, letto molto male da me, molto male. Comunque andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, Games News, eccolo qua, Games News.
ok? Quindi si parte con queste due pagine nere dedicate ai giochi nuovi che stanno uscendo per la nostra amata piattaforma, ok? Abbey of the Dead, ma ce ne stanno tanti, Box 3 Remake, ce ne stanno tanti, ce ne stanno tanti, Frogger 500, vabbè, Guardian, The Legend of Flaming Sword, Flaming Sword è la spada infuocata, e queste sono altre due pagine, sempre dedicate al game news, vedete? Allora andiamo avanti, qua addirittura c'è Surveillance Soccer, boh. Tales of Gorlus 3, boh. Ok, poi bisognerà vederlo. Oh, vedi Carlo Pastore, la cassetta del mistero, una cassettina a nastro magnetico, un Commodore 64, un avvincente racconto che condurrà i protagonisti attraverso un fantastico percorso per giungere alla soluzione dell'enigma. Sei pronto? E poi c'è la URL. Questa è la cassetta del mistero by Carlo Pastore, lo saluto tanto. Carlo Pastore, oncologo di professione e appassionato di Mega 64 più Mega 65 e più in generale di Commodore 65, quelle rarissime, pochissime edizioni di Commodore 65 che si sono trovate in commercio dopo la chiusura della Commodore e dopo che questo particolare modello di casa Commodore non sia mai stato messo in commercio, e ovviamente i suoi gioiellini cominciano ad avere un certo valore economico, visto che non si trovano e visto che lui, so che a livello mondiale è colui che ne possiede più unità a livello mondiale. Quindi un saluto a Carlo Pastore, ci mancherebbe, salutiamo anche lui che prende parte anche, diciamo, a questo mistero, diciamo, la cassetta del mistero. Tech News a 1222 plus. Oh, poi qua c'è menzionato Gli anni Amiga, un altro bellissimo libro, e poi c'è DA 500 Mini News. Ripeto, io non ho comprato né DA 500 Mini né DC64 Mini, DC64 Maxi neanche, ZX Spectrum, non ho comprato nulla. Eppure ne sono usciti tanti, però per me sono tutti remake e non c'ho più spazio dove mettere la roba. Ok, finito lo spazio. Oh, qui si parla anche di Amiga Game Selector versione 2.2. Ovviamente adesso già anche nel repository trovate le versioni più aggiornate, ok? E queste recensioni box, quindi ci vuole Amiga OCS con 1 mega di RAM, quindi mezzo mega di chip, mezzo mega di fast, e trovate questo gioco gratuitamente in rete. Eccolo qui, la recensione completa di box. Ok, quindi qui trovate la recensione completa di box. Eccoci qua, per Amiga OCS 1 mega di RAM vuol dire che almeno deve avere mezzo mega di chip, che di base tutte le Amiga hanno, e poi mezzo mega di fast. Ok, qui si parla invece di Rogue Declan Zero Amiga OCS con Kickstart 1.3 o superiore, 512 KB di chip e 512 KB di fast, ed è anche questo gratuito. Ve lo faccio vedere subito, lo trovate tranquillamente in rete, e quindi questo gira da Amiga 500 in poi, lo potete giocare ovunque. Dovete avere minimo mezzo mega di chip e mezzo mega di fast, ok? E un Kickstart 1.3 o superiore, quindi attenzione con i primissimi Amiga 500 o con l'Amiga 1000, ok? Siamo arrivati a Pengo, Amiga OCS gratuito. Questo Pengo non c'è scritto neanche che bisogna avere 1 mega di RAM, forse questo girerà anche con mezzo mega. Il mezzo mega di base dell'Amiga forse ci basta per far girare questo gioco molto semplice, però vedo dalla grafica dovrebbe essere molto carino, ok?
quindi questo Pengo 500, voto 55 su 100. Mi piacciono troppo queste schermate degli iScore. Aspettiamo che mette a fuoco perché voglio farvela vedere. Eccola qui. Quanto sono belle queste schermate per gli iScore. Peccato per la telecamera che ha un driver compatibile e non funziona benissimo. Devo dire la verità, questa videocamera non funziona granché bene. Allora, io non so se... aspettate, perché mi sa che non mi si è aperto bene il programma qui della chat. Io lo riavvio perché questo si può riavviare tranquillamente e vediamo se... Aspettiamo, vediamo, è ripartito, ma sì, mi dà 3 persone connesse, ben vengano. Quindi abbiamo visto Pengo che dovrebbe girare anche con mezzo mega. Andiamo avanti, sempre un'altra recensione. Questo ha preso 85 su 100, si parla di Night Shift. Questo gira su Amiga Aga, 2 mega di chip, 23 mega di hard disk, ok? Ed è gratis anche questo. Deve avere una bellissima grafica, per quanto riguarda i giochi Aga. Vedete che bisogna avere pure 2 mega di chip per far girare questo gioco, altrimenti questo gioco non gira. Lo trovate gratis in rete tranquillamente. Night Shift, ripeto, Amiga Aga, quindi 1200 e 4000, CD32 anche anche il CD32 è Aga. 2 mega di chip, ok? Quindi mi pare che, se non sbaglio, sì, sia il 4000 che il 1200 uscivano con 2 mega di chip. Non mi vorrei sbagliare, però mi pare che uscivano con 2 mega di chip. Andiamo a vedere, andiamo avanti. Un altro gioco che ha preso 80 su 100, Pleiades 3D, Amiga Aga con 4 mega di RAM, quindi 2 di chip e 2 di fast. Costa 4,90 €. Bellissima la grafica, devo dire. Pleiades 3D, guardate che bello, guardate che bella grafica, molto molto bella. Pleiades 3D. Ok, andiamo avanti. Siamo arrivati a Jack in the Pit, Amiga OCS, quindi con 1 mega di RAM, 512 di chip, 512 di fast. Lo trovate gratis in rete. Questo ha preso 60 su 100, mentre su quest'altra pagina c'è Holiday Amiga OCS con 1 mega di chip e 6 mega di altra RAM, quindi serve un sacco di RAM. Mazza, 6 mega di RAM, quindi una buona espansione, gratuito in rete, e questo ha preso 70 su 100. Eccoveli qui tutti e due, Jack in the Pit e Holiday. Ok? Quindi questi sono altri due giochi, su questo Holiday, che vuole tutta questa RAM, diciamo 6 mega di fast, 6 mega di altra RAM e 1 mega di chip. Sono delle belle richieste per un OCS, perché a questo punto questo va bene pure su Amiga 500, però bisogna avere una bella espansione. Non si trovavano espansioni così grandi quelle che vanno sotto, forse laterali sullo slot Zorro sì, ma le espansioni che andavano nello sportellino sotto all'Amiga mi pare che il massimo erano 4 mega e costavano uno sproposito all'epoca. Se no potevate metterlo lateralmente allo Zorro, come la mia Amiga, lo GVP A530, che aveva 2 slot per le SIM. Lì si potevano mettere delle SIM GVP anche 2 da 4 mega, costavano uno sproposito, 2 da 4 mega, quindi voi avevate 8 mega di memoria fast, potevate poi mettere mezzo mega con il Super Fat Agnus, ve lo vedeva come chip, e quindi potevate avere 1 mega di chip dentro l'Amiga e 8 mega addirittura di fast, vista sullo slot Zorro. Comunque era tutta roba che all'epoca costava uno sproposito. Adesso con gli emulatori, basta dirglielo all'emulatore, andate da WinUAE e gli dite che avete, che ne so, 8 mega di fast, di altra RAM, altra memoria viene chiamata nell'emulatore tranquillamente, e quindi potete giocare con un qualsiasi emulatore Amiga
a questo gioco, che tra l'altro ve lo scaricate gratis da internet. From Vultures to Vampires, Volume 2, 2005-2010. E questo è Look Behind You, 40 euro. E poi qua c'è recensioni Chris Huelsbeck, The Piano Collection volume 2. Guardate, viene venduto ovviamente del materiale sia ancora su CD che su pennetta, come vedete, ok? Quindi eccoci qui, che a un anno e mezzo di distanza dal primo volume, ecco arrivare la nuova fatica di David e Dickinson, From World to Commodore's Intellectual Properties, seconda tappa di una trilogia che accompagnerà il lettore fino alla scena amica dei tempi moderni. Vabbè. E poi questo invece è Piano Collection volume 2. Anteprima Passione Amiga Day, 17 settembre 2023. Guardate, anteprima Passione Amiga Day. Ovviamente questo si è già tenuto, si parla del 2023. Purtroppo io sto facendo gli Suyama insieme adesso, come sapete. Io, vedete, c'era pure Wilterworks, Retro Gaming and Toys, Retro Computer Market, diciamo iCube System, che c'è da sempre. Diciamo, io me lo ricordo, iCube veniva anche a Pianeta Amiga, ad Empoli, ok? Questi sono tutti partecipanti al Passione Amiga Day, da non sottovalutare. Guardate che è un bel evento, molto ristretto, diciamo, dove si trovano gli appassionati, si può parlare tra noi, spesso e volentieri poi loro vanno anche a pranzo insieme, diciamo è un bel evento che ancora si tiene. Ok, quindi questo era l'anticipo, ovviamente qui forse se ne parlerà poi di quello che poi è avvenuto, insomma andremo a vedere su quest'altra rivista. Vado un po' veloce perché vedo che la live sennò poi dura troppo. Allora andiamo un po' veloce. Speciale Amiga Game Jam 2022, e ecco il logo dell'Amiga Game Jam tutto colorato e sfumato, ok? Allo stile che caratterizzava i computer dell'epoca, perché all'epoca i PC avevano pochi colori, bisognava avere la scheda grafica dedicata. Amiga ne aveva parecchi, perché già con l'Amiga 500 si batteva tranquillamente un qualsiasi 386, 486 dell'epoca, che aveva delle schede video, non dico addirittura Cirrus Logic, ma delle schede video molto molto basilari. Poi addirittura con l'Amiga 1200 4000 AGA introducevano anche molti più colori addirittura contemporaneamente su schermo, e quindi diciamo si tendeva a fare tutti questi loghi sfumati. Poi questa cosa venne presa da Windows 95, Windows 98, erano tutti belli sfumati, loghi d'avvio eccetera, fino ad arrivare a Windows 11 che è monocromo, è tutto blu, di quel blu unico incredibile. Quindi siamo tornati indietro, invece che andare avanti. Il logo di Windows era bello, tutto sfumato, 4 finestre di colore diverso, anche Office erano bellissimi i loghi, tutti belli sfumati. Niente, siamo ritornati indietro, anche Office c'ha 4 colori chissà come in croce, ok? E questo era lo speciale Amiga Game Jam 2022, tutto l'articolo, ok? Andiamo avanti. Amiga GCC, organizzazione dei progetti. Eccoci qua. Amiga GCC. Corso di Blender parte 7. C'è un bel corso di Blender su questi numeri che sarà completo poi, no? Quindi voglio dire, un bel corso di Blender 3D. Poi andiamo avanti, alla ricerca del controller perduto, quindi il gamepad dell'Amiga CD32,
E poi prototipo, scheda acceleratrice Commodore con 68040, quelli che ho io lì, per Amiga 3000. Per Amiga 3000. Guardate che anima di scheda, con il 68040 ceramico lì si vede, il 68040 ceramico, bellissimo. Questi processori non si trovano più, usciti di produzione tanto tempo fa. Intervista a Andy Davidson, come vi ho detto all'inizio, come c'era menzionato nell'indice. Ecco una bellissima intervista, ok? Ecco una bellissima intervista, e qua un'altra bellissima intervista con Michael Bergstedt, o riesco a dire? Bergstedt, Michael Bergstedt. Ecco qua una bellissima intervista, sempre firmata da Paolo D'Urso, con la sua maglietta Amiga, con il logo Amiga e il Boeing Bull, ed ecco la sua foto con l'intervistato. Bellissima questa foto, ve la faccio vedere. Bellissima questa foto con Michael. Allora, scena demo. Come sapete io sono molto affezionato alle scene demo, anche a costo di essere ripetitivo ve lo dico, che io già all'epoca, quando io collezionavo tutti i videogame e tutto il software che usciva per questo glorioso computer, io avevo dei portadischetti, ognuno da 50 floppy, i classici bulk blu dentro alle scatole bianche da 50 floppy l'una. Avevo tante demo che io le prendevo o da... Salve Michele, salve! Vai a pranzo, non ti preoccupare, poi la vedi con calma. Questa rimane come live, lo sapete, rimangono sui miei canali, anzi se le vedete in differita mi fate anche altre visual che mi fa piacere. Come sapete il mio canale non è e non sarà mai monetizzato, però mi fa piacere avere più visual, quindi quello sì, se fate girare un po' i miei video mi fa molto piacere che vengano visualizzati da più persone possibile, ok? Per fare più visualizzazioni possibile. A me non interessa il guadagno, ma quanto diciamo, la passione degli utenti che vedono e che sono interessati ancora ad Amiga, a riviste che riguardano Amiga, o la musica, o ecco i cartoni animati, gli anime, vedete? Ok? Quindi la scena demo, dicevo, io avevo tutti questi dischetti che prendevo direttamente o da Aminet, oppure mi arrivavano con gli abbonamenti che io avevo, perché a me arrivavano dischetti, diciamo, ogni settimana, 4 volte al mese, e avevo poi diverse fonti che mi fornivano questi dischetti, ok? E quindi più di qualche volta ci trovavo anche delle demo dentro questi dischetti, e quindi la scena demo l'ho sempre seguita, ma anche col Commodore 64, anche sui dischetti del Commodore 64, quando cominciava a uscire anche meno software, perché il 64 stava tramontando dal punto di vista di giochi che uscivano o anche programmi, però non è mai stato meno alla scena demo il Commodore 64, anche perché penso che sia stato uno dei primissimi computer ad avere anche delle introduzioni molto che dovevano occupare molto poco spazio sul floppy disk, sul dischetto da 5 pollici e un quarto, ed era l'introduzione tra virgolette del pirata, di chi aveva, diciamo, scraccato il gioco, reso copiabile, e quindi c'era questa intro con tutte queste scritte che si muovevano. Pure io ne facevo qualcuna, ma diciamo la mia conoscenza del linguaggio macchina era molto limitata e non riuscivo poi graficamente, io non sono capace neanche a disegnare un omino con le stecchette. Quasi, se io devo disegnare un cerchio per fare la testa e le 5 stecchette, corpo, braccia destro, braccia sinistro, gamba destra, gamba sinistra, a me mi viene male pure quello. Quindi graficamente non ero in grado, quindi ho recuperato poi quando sono usciti, diciamo, dei sistemi per utilizzare dei font già fatti. Allora lì
sono stato molto avvantaggiato perché i font erano già disegnati, erano già belli e quindi utilizzando dei font sono riuscito a fare qualcosa pure io, ma se no io, poi musicalmente io utilizzavo musica di altri, questo sì, quindi si andava a cercare poi con la New Final Cartridge, con tutte queste cartucce che permettevano di frizzare una qualsiasi cosa che stava in memoria nel Commodore 64 ti permetteva pure di prelevare anche solo diciamo la parte musicale, quindi tutto il programma di musica, quindi quella locazione di memoria che conteneva la musica, tu la potevi tranquillamente andare a salvare sul dischetto e poi la potevi riutilizzare in un secondo momento. Sono tutte cose che io ho vissuto, vedete, io vi racconto durante queste live, man mano poi che mi vengono in mente, perché non ci avevo manco mai neanche pensato a raccontarvi una cosa che io facevo all'epoca, ma era una cosa che io facevo per passione, così, senza troppo, diciamo, senza neanche voler diventare troppo, non lo so, lo facevo così perché mi piaceva e basta. Quindi questa è la scena demo, siamo arrivati alla scena demo, queste su Commodore Amiga, quindi lasciamo stare il nostro amico minore, il nostro fratello minore Commodore 64, questa è la scena demo su Amiga attualmente, diciamo marzo 2025 ancora attiva, escono ancora un sacco di demo per Amiga. 16 settembre 2023, la cena degli amighisti, guardate, ve lo lascio un attimino perché questa è una cena, c'era anche il menù, costava quanto? 25 euro a testa, sì, bevande incluse, quindi dolce cappuccino, crema di mascarpone e caffè con pan di Spagna sbriciolato. Bello, c'è pure la tagliata qua, i strangozzi, fave, pancetta e pecorino, bello, questa era una bella cena, io purtroppo non ci sono potuto andare anche perché Spoleto non è proprio vicinissimo qui, eh. Ho nuovi talenti e la posta dei lettori, guardate, nuovi talenti e la posta dei lettori. Io aspetto che metta un po' a fuoco la videocamera e poi tolgo la rivista. Eccoci qua. E poi basta, finisce qui, vedete le ultime due pagine bianche, codice a barre e la quarta di copertina dedicato al Passione Amiga Day. Ve lo faccio rivedere anche se si è già tenuto, quindi non è che è 17 settembre 2023. Ok? E con questa quarta di copertina abbiamo spogliato tutto Passione Amiga. Io volevo fare un attimo una cosa, innanzitutto questo voglio mettere qua, guardate, ok, così, e voglio fare una cosa, perdonatemi un secondo, attimo di pausa, voglio fare una cosa, allora andiamo qui, ok, andiamo a vedere una cosa, ok, perfetto, voglio vedere di mettere il link. Allora io vi invito ovviamente ad iscrivervi al gruppo Telegram Amiga Ita, che è ovviamente su Telegram, ok? Cercate Amiga Ita, è un gruppo pubblico, si trova facilmente, basta andare nella ricerca di Telegram, scrivete Amiga Ita e lo trovate in ogni caso. C'è il link in descrizione di questa live, c'è il link, lo metto il link al canale Telegram Amiga Ita, lo metto sotto tutti i video che pubblico su YouTube. Quindi siamo arrivati, diciamo, al numero 16 di novembre 2023 e questa è Passione Amiga, diciamo, incentrato ovviamente su Halloween, sulle zucche di Halloween per l'autunno. Sitiamo questo, quindi l'autunno del 2023, ok, più di un anno fa oramai, e questo è la quarta di copertina, la cassetta del mistero, preordina su darkagesoftware.it. La Dark Age è un'altra marca che esiste già da Passione Amiga, ok? I Dark Age venivano tranquillamente pure a Pianeta Amiga, no Passione, scusate, a Pianeta Amiga ad Empoli,
Pianeta Amiga fu la prima grande manifestazione a livello italiano organizzata da Jasa Communication al Pala Esposizione di Empoli, dedicata a questa piattaforma, all'Amiga. E lì c'era veramente all'epoca, diciamo, era l'epoca del tramonto della Commodore, quindi la Commodore stava, però l'Amiga, diciamo, era all'apice, diciamo, quando io trovate sul mio canale anche il primo Pianeta Amiga e il secondo Pianeta Amiga, se non sbaglio, e Pianeta Amiga 97 e 98, se non erro, se non ricordo male. Purtroppo la memoria comincia ad avere buchi da tutte le parti, c'ha buchi la mia memoria, quindi se non sbaglio Pianeta Amiga 97 e 98, il primo e il seconda edizione era piena di stendisti, gente che aveva la BBS, gente che faceva i moduli e quindi si portava dietro le casse, l'amplificatore per far sentire questi mod fatti col Pro Tracker, con Octamed ed altri programmi simili. C'era gente di tutti i tipi, gente che voleva soltanto far conoscere le proprie collezioni. Mi ricordo anche l'Amicar, che era una Fiat 126, un po' tutta modificata, piena di relè e comandata poi da un'Amiga, non mi ricordo se era un 1200 o un 600, comunque era una di quella della serie tipo della forma del 600, non mi ricordo, che il 1200 sembra un 600 col tasserino numerico accanto, diciamo, quindi quella forma lì mi ricordo. No, tanti ricordi, tanti espositori, c'era pure il negozio della Commodore per eccellenza qui a Roma, Robimax Computer, che aveva, diciamo, un sacco di roba dell'Amiga, stava a via Varvariana. C'erano tanti, i Classics, per esempio, se vogliamo nominare anche qualcuno, i Classics c'erano presenti a Pianeta Amiga, e quindi questo per dirvi che, diciamo, la passione per Amiga viene da tanto tempo addietro, dalla seconda metà degli anni 90, diciamo, pure forse un po' prima. E questa è la cassetta del mistero. Ok? Allora andiamo ad aprire. Vabbè, qua dice reportage, Passione Amiga Day 2023, e qua c'era, ecco, una preview, e qua invece c'è il reportage. Quindi tra questo numero di settembre e questo di novembre si è tenuto a settembre, quindi a fine settembre, il Passione Amiga Day. Ok? Poi ci sono delle recensioni, Commodore Computer, le rarità, gli anni Amiga e Shuffle, poi nuovi videogiochi, e qui c'è sta Box 2, Box 3 e tanti altri. Vedete, Games e Tech News, corso di Blender, scena demo, DA500 Mini News, Amiga GCC e nuovi talenti. Quindi sempre molto piena di, diciamo, di articoli da andare tranquillamente a leggere. Ok? Ed ecco, come sempre ci hanno abituato, diciamo, nella prima pagina interna viene riportata la copertina senza nessuna scritta sopra. Secondo me questo può essere anche molto comodo, a me piace questa cosa che viene ripetuta, perché qui ci sono tutte queste scritte, però se a uno piace la copertina, almeno si fa, che ne so, una foto, una scansione di questa pagina qui, dove c'è scritto solo Passione Amiga, la rivista per gli appassionati di Amiga. Ok? E qui saluto un'altra volta, per l'ennesima volta, Paolo D'Urso che firma l'editoriale, e anche Nicola Morocutti. Ok? Allora, qui c'è un bel sommario che dopo l'editoriale c'è Game News, Tech News e DA500 Mini News. Ricordiamo che DA500 Mini è, diciamo, l'Amiga 500 con una tastiera falsa, però, diciamo, per il resto è, diciamo, emulata quasi al 100%, al 99,9% un'Amiga dentro questa, diciamo, questa scocca che ricorda molto la forma del glorioso Amiga 500, quindi, diciamo, il primissimo computer della Commodore non desktop, ma, diciamo, che ricorda la tastiera, diciamo, come un Commodore 64. Diciamo che l'Amiga 1000 fu il primo computer, però era un desktop, diciamo, c'era la tastiera esterna,
per poterlo comandare, mentre invece l'A500 fu il primo che era tutto incorporato dentro la tastiera, c'era la scheda madre e ci si poteva attaccare un qualsiasi televisore, mouse, joystick, il drive esterno se ce l'avevate, audio stereo ovviamente con i pin jack, con i jack RCA, diciamo, quindi fu il primo vero computer successore del Commodore 64, diciamo, di casa Commodore. Ok? Poi abbiamo Red Shot, Proxima 3, C64, la cassetta del mistero, Box 2, Box 3, Bongman 500, però andiamoceli a vedere piano piano. Io vi faccio vedere il sommario, senza che vi sto qui a leggere il sommario che è inutile. Vedete lo shuffle? Lo shuffle è qualcosa di spettacolare, io ce l'ho. Cioè lo shuffle che legge i floppy da 3 pollici e mezzo dell'Amiga e mi permette poi tramite la porta USB di passarli sul PC o viceversa. Quindi dai file ADF del PC a farli tornare floppini Amiga. Ok? E quindi ecco, qui c'è anche il codice, c'è anche diciamo il QR code con il link a questo numero di Passione Amiga. Andiamo avanti, Game News, come sempre su pagine nere ci sono tutti i giochi novità che escono per il glorioso computer Commodore Amiga, ok? Giochi in uscita, vedete? Giochi in uscita, c'è pure una bella tabella di tutti i giochi in uscita. Non mi soffermo troppo perché così vi invoglio anche ad acquistarla questa rivista. Allora, come Tech News c'è l'Amiga Ireland 2024. Qua c'è sta il Wodem. Wodem consente di integrare qualsiasi Amiga con una rete wifi tramite l'interfaccia seriale ed avere accesso ad internet tramite uno stack TCP/IP. Con l'apposita scheda turbo o scheda dell'interfaccia sono possibili velocità fino a 115.200 bps, che mi pare che è il massimo della seriale. Oltre quello la seriale non va e quindi il collo di bottiglia non è più neanche la wifi ma quanto la porta seriale. 115.2 era il massimo che la seriale poteva raggiungere, perché diciamo anche con una connessione null modem, quindi con il cavo intrecciato che permetteva di collegare due computer via seriale, la massima velocità di trasferimento dati era 115.2. Se non erro, correggetemi sempre nei commenti o nella chat se dico una fesseria. Mi sembra che 115.2 bps era il massimo consentito dalla seriale. Ok? Vedete, vuole però un 68 e C020, pure la versione economica. E di qua invece di A500 Mini News e si parla sempre di AGS, Amiga Game Selector. Vi invito sempre ad iscrivervi al canale Amiga Ita, da cui potrete accedere al repository di Commodore. Il Commodore Repository si accede tramite un messaggio fissato in alto nel canale Telegram di Amiga Ita e potete così accedere anche ai vari Amiga Game Selector, all'area dedicata al A500 Mini. Quindi qui si parla di Amiga Game Selector e qui si è parlato appunto di questa interfaccia e di quest'altra di Amiga Ireland 2024. Ok? Che non è male questa, sulla seriale di Amiga avere uno stack TCP/IP senza diventare troppo matti dovendoci attaccare una scheda di rete, non è male. Poi penso che questo sia compatibile con qualsiasi Amiga che abbia almeno uno 020, vedete? Consigliato però uno 030 con 8 mega di RAM, ovviamente. E ovviamente lo stack TCP/IP occupa un po' di spazio, però andiamo avanti. Reshoot Proxima 3, Amiga 1200, Amiga 4000, Amiga CD32 e costa 30 euro, 29,95. 30 euro, Reshoot Proxima 3. Guardate, questo è un, diciamo, un gioco
uno sparatutto, se così lo vogliamo definire. Non c'è la recensione, quindi dove sta ah sì, voto 85 su 100, non è male, ed anche la grafica, io vedo gli sfondi tutti sfumati, guardate che bello. Reshoot Proxima 3, ovviamente questo è a pagamento e costa 29,95, io arrotondo a 30 euro. C64, la cassetta del mistero, Amiga Aga, costa 29,90, anche in questo caso io arrotondo a 30 euro. La cassetta del mistero, la recensione. Ok, questo è per Amiga Aga della Dark Age Software, ovviamente Dark Age Software la trovate anche qui, e qui dentro a questo numero c'è la recensione, c'è tutta la recensione. Ok, andiamo avanti. Box 2 Remake e Box 3 Remake, tutte e due per Amiga OCS con almeno 1 mega di RAM, entrambi sono gratuiti. Eccoli qua, Box 2 e Box 3, tutte e due remake, e qui c'è la recensione. Uno ha preso 90 e l'altro ha preso 85 su 100. Ok, poi qui ci sono recensiti sia Bagman 500 per OCS con 1 mega di RAM gratuito, che Bit Cancer and Empire Protector, sempre Amiga OCS, gratis anche questo. Tutte e due non c'è scritto, vabbè, tutte e due richiederanno 1 mega di RAM, mezzo mega di chip e mezzo di fast. Trattasi di OCS, quindi Bit Cancer and Empire Protector. Buona Biro, c'è il cagnolino che ogni tanto abbaia e passa. Buona Biro. Commodore Computers, le rarità, e poi gli anni di Amiga, Carlo Pastore. Questo è un bel libro, sicuramente si trova su Amazon, e se si trova su Amazon vi metto il link qui sotto in descrizione per andare ad acquistare questo libro, Commodore Computers, le rarità, ovviamente scritto da Carlo Pastore. Saluto sempre il mio amico Carlo. 30,16 euro. Un altro libro molto interessante è Gli anni di Amiga, questo si trova su Amazon, vi metterò in descrizione il link per andare ad acquistare, e costa 45,90 mi sembra con fotografie a colori e 29,90 con fotografie in bianco e nero. Gli anni di Amiga, da non perdere questo libro. Se ancora si trovano, perché questi ovviamente tutta roba del 2023, se ancora si trovano vi metto il link in descrizione, ok? Reportage di Passione Amiga Day 2023, e questo è quello che avevamo visto in quell'altro numero che era una preview, e qui è proprio invece il reportage anche delle foto del Passione Amiga Day 2023. Come vedo c'è anche stata una discreta adesione, trattasi di Spoleto, quindi guardate che c'è pure il mio amico Carlo Pastore, vedete c'è lo shuffle, quello che c'ho anche io, c'erano diversi computer, deve essere stato un bel evento, un bel evento. Guardate che belle foto, poi ovviamente le foto le trovate pure su internet, sono state pubblicate molte foto di questo evento, e questo mi sa che è proprio il C65 se non sbaglio, questo smontato. Guardate, Commodore 64, Amiga, e chi più ne ha più ne metta. A me piacerebbe poi esporre il materiale che ho. Vediamo un po', io so che è un po' raro l'A3000 Unix, poi ho un A4000 Big Tower, non dico che è alto così ma poco ci manca, Big Tower con il 68060. Se riesco a far funzionare quelli, io volentieri a qualche esposizione prendo parte tranquillamente. Guardate quanta gente, un reportage tutto ai colori, che a me fa piacere poi tenermelo dentro una rivista. Sì, queste foto stampate già valgono il prezzo della rivista, anche perché io non ci sono potuto andare, ma resto sempre un appassionato di questo mondo, il mondo dell'Amiga.
ok? Io devo molto alla Commodore, devo molto anche all'Amiga, per quello che io ho potuto fare poi in futuro. E questo è il reportage di Amiga 38. Eccolo qua. Amiga 38, reportage. Ok? Andiamo avanti, ecco altre bellissime foto da Amiga 38. Lascio un attimo di tempo così si vede bene. Ok, Amiga OS 4.1 per l'ufficio. Una recensione per quanto riguarda gli articoli Amiga OS 4.1 per l'ufficio. Qui continua Amiga GCC, Amiga C, il linguaggio C per Amiga. Io programmavo in Arex su Amiga, Amiga Rex, Arex quando avevo la BBS, ovviamente il CNET Pro BBS supportava programmi scritti in Arex. Qui continua Blender 3D, parte 8, quindi c'è un corso molto interessante su queste riviste di Blender, molto molto interessante, E poi qui si parla dello shuffle, vedete? Qui si parla, c'è un bell'articolo dello shuffle per quanto riguarda l'hardware. Però il mio mi sa che io non c'avevo lo shuffle, io ho una cosa molto simile che leggevo ai floppini, lo shuffle mi sa che è un'altra cosa, Infatti costa 109 euro per la versione con la porta drive passante, 89, sì, 89 euro per la versione senza presa passante. Ma no, penso che sia proprio quello che dico io questo, però mi sa che stand alone, questo addirittura, boh. Poi mi leggo questa recensione, questa hardware, che non lo voglio fare online. Juan Zaurashid, sì, vabbè. Amikit, intervista con Amikit, faccio prima a dirlo. Ma quando lo leggo io quel nome? Non so leggere manco il mio di nome, figuriamoci quello. Vedete? New AmiKit 12. Siamo arrivati alla scena demo, sempre demo Amiga, TierSac 2023. La scena demo mi fa piacere di trovarla ancora sulle riviste, perché la scena demo, come vi ho già detto, anche oggi che siamo nel 2025, ancora è bella attiva la scena demo. Ok? Quindi aspettate che scrivo una cosa. Scrivo una cosa su Telegram perché mi cercano e allora magari non rispondo, e quindi ecco, questa è la scena demo per quanto riguarda l'Amiga. Escono delle demo sia AGA e sia ancora per l'OCS, senza contare che escono delle demo anche per Commodore 64, ma l'ho visto uscire anche per VIC 20, per Spectrum, addirittura per lo Spectrum 16K, ragazzi, Quindi voglio dire, ho nuovi talenti, Nembo Kit e Stick Eval AGA. Il C64 GS che manca alla mia collezione, guardate, C64 GS, quello mi manca, non ce l'ho. Quelle pure ne sono uscite pochissimi esemplari. Riproduzione Commodore GS in stampa 3D di Antonio Amato. Hai capito? Si è fatto il C64 GS, bastava poi avere un C64C e dentro ci si poteva mettere quella scheda madre che era la versione economica della scheda madre originale del Commodore 64, che era molto più piccola, quindi molto più secca e lunga, e quindi entrava tranquillamente qui dentro. Quindi andandosi a stampare in 3D, diciamo, l'involucro, uno poteva avere un C64 GS che sono arrivati ad avere dei prezzi esorbitanti, cioè alla fine non ebbe per niente successo, perché che cosa voleva fare la Commodore? Voleva fare una console giochi a cartucce
quando c'erano, vabbè, già gli Amiga, era uscito già l'Amiga CD-TV che andava con i CD dentro e non ebbe tantissimo successo. Io ce n'ho 3 di CD-TV, ma non ebbe un grandissimo successo. Il CD32 anche non ebbe un grandissimo successo, anche perché poi uscì la PS1 che aveva dei giochi veramente 3000 volte superiori a quelli di Amiga, però a fronte di un hardware 3000 volte superiore a quello di Amiga. Ok, oh, qui si vede il mio amico Goldrake. Tra l'altro mi sembra a gennaio di quest'anno, anzi ai febbraio, primi di febbraio, è uscito Goldrake U, io ancora me lo devo andare a vedere. Oh, e qui è la posta dei lettori. Ok. Si vede che non hanno ricevuto tanta posta e allora è piccolo piccolo questo spazio dedicato alla posta e poi c'è un po' di pubblicità. E siamo arrivati in coda anche a questa rivista che termina ovviamente col codice a barre, 2 pagine bianche, e questa è la quarta di copertina. Ok? Allora, che dire, ho sfogliato insieme a voi, diciamo, questi 2 numeri di Passione Amiga. Quindi uno è il numero 16 di novembre 2023 e uno è il numero 15 di settembre 2023. Ve li rimetto qui, grandi, sperando che la telecamera gli piaccia mettere a fuoco, ma de che? Ma io vedo che è tutta puntinata, come se non gli bastasse la luce. Comunque, ecco, Passione Amiga. Mannaggia, oh. Ecco. Quindi se vuoi lo metti a fuoco, Sto muovendo piano piano. Niente, poi va fuori fuoco. E poi mi mette a fuoco a me. Passione Amiga, 2 numeri. Eccoli qua. Li metto sempre nella mia collezione di queste riviste, di cui sono anche molto geloso perché ce l'ho, diciamo, quasi completa. Adesso a fine mese ne acquisto altri 2 e mi avvicino sempre di più diciamo, a chiudere il buco che ho avuto per diversi motivi. Non ho potuto più comprarla, poi mi era passato pure di mente. Poi anche Sprea facevo uscire un sacco di riviste, soprattutto l'anno scorso ha fatto uscire un mare di riviste speciali, quello e quell'altro, e quindi io per stare dietro a tutte queste riviste tra l'altro Sprea ha centrato tutte e 3 le mie passioni, che sono i vinili. Per esempio questa è tutta dedicata ai vinili rari, anime e manga, e poi retro computing, perché ricordiamoci che c'è anche il retro computer che esce su Sprea Editori, e sono usciti degli speciali. In una delle vecchie live abbiamo già visto anche lo speciale dedicato allo Spectrum, ci fu lo speciale dedicato alla Commodore, quindi diciamo che Sprea mi ha rubato, diciamo, tutta la scena. Io poi qualche rivista la sono andata a perdere, tant'è vero che avevo perso anche l'abbonamento a questo, l'ho dovuto recuperare, un numero l'ho preso a prezzo pieno e poi ho rifatto l'abbonamento anche a questa rivista. A questa non c'è bisogno di fare l'abbonamento perché si trova su Amazon, e io preferisco poi andarli a comprare su Amazon comodamente appena ho diciamo quei 2 soldi spicci, perché poi sì, costano 9 euro, ma io mi metto anche nei panni del lavoro che c'è dietro, di quello che si tiene Amazon. Diciamo, queste sono tutte cose che vengono fatte più per passione, e diciamo questi soldi che loro vanno a far pagare sono più un rimborso spese del tempo che ci si perde e basta, diciamo, anche a fare l'impaginazione e a lavorare una rivista del genere, che ricordate non è facilissimo. Ok? Quindi io ringrazio a tutti quelli che prendono parte alla realizzazione di queste riviste, anche di qualsiasi rivista possa far ritornare e far diventare immortali gli anni 70, 80, 90, a cui io sono molto legato in prima persona, mi sento molto legato a quegli anni, un po' meno poi
agli anni 2000, per quanto gli anni 2000 per me sono stati, almeno dal 2000 al 2010, pregni di eventi, pregni di esperienza, pregni di qualsiasi cosa, però certo come gli anni 70, 80, 90, io quelli non li ho vissuti, ok? Cioè sono stati diversi, dal 2000 in poi sono stati anni completamente diversi, poi forse perché ero cresciuto, perché lavoravo, perché mi sono sposato, ho conosciuto mia moglie, è nata mia figlia, cioè ci sono stati degli eventi, delle pietre miliari durante gli anni 2000 diverse, delle pietre miliari diverse, però non per questo non pietre miliari, sono stati completamente diversi. Io in quegli anni ho lasciato stare il DJing, ho lasciato stare piano piano anche la passione per Amiga, ho lasciato stare anche, diciamo, la passione per i fumetti e tutto quello che era. Perché? Perché sono stato preso, poi ho avuto un bellissimo lavoro di cui ho un bellissimo ricordo, il lavoro in Ericsson, grazie a diverse società, ho messo le mani su dei server che non avrei neanche mai visto se non fossi stato dipendente lì in quelle aziende. Quindi diciamo ho fatto delle esperienze che non avrei mai potuto fare. Quindi diciamo è stato diciamo, un approccio diverso della mia vita, diciamo ai giorni, mentre questi di passione Amiga, di passione Commodore 64, di passione DJing, musica, cassette, vinili, CD, di passione cartoni animati, videocassette, DVD e riviste, sono stati pregni proprio pienissimi quegli anni, ok? Ed è per questo che li preferisco, senza nulla togliere agli anni 2000, attenzione, io ho conosciuto mia moglie, siamo stati benissimo, abbiamo fatto tante cose insieme, veramente viaggi, tantissime cose che mi ha aiutato mia moglie a fare. Guardate, io ringrazio tantissimo mia moglie perché mi ha aiutato anche a realizzare tante cose che ci avevo in mente e che da solo io non sarei mai riuscito a realizzare da solo. Quindi grazie mille anche a mia moglie, grazie mille ai miei genitori, grazie mille a tutti quelli che mi hanno aiutato, diciamo, in tutto questo percorso fino ad arrivare anche a 5 minuti fa. Grazie a tutti, grazie veramente. Ok? Piccolo diciamo annuncio. Mi avvicino ai 1000 video pubblicati su YouTube, ok? Per il 1000° video farò una live speciale. Se ci riesco voglio pubblicizzarla prima ed organizzarla, fare una live speciale e quella live sarà il 1000° video pubblicato su YouTube. Mi sembra che me ne mancano una ventina, non ricordo, dopo vado a vedere. Quando diciamo starò vicino al 1000° video, verrete avvisati, tutti quelli che sono iscritti e che hanno la campanella attivata, verrete avvisati perché farò una live programmata per festeggiare i miei primi 1000 video su YouTube, ok? Che per me è anche un traguardo, 1000 video non sono pochi, quindi diciamo sono contento di averli fatti e di averli pubblicati. Detto questo, vi invito a visitare i miei siti, il principale dei quali è classe74.it, dal quale potrete andare anche sugli altri siti secondari, uno dei quali è legolando.it, dedicato al mondo dei Lego, ok? Poi c'è starwarsstore.it, andate a visitare renijstore.it, dedicato alla musica, o il mondo del vinile.it, dedicato interamente ai vinili, senza dimenticare, che non è menzionato qui sopra, mi scordo sempre di metterlo, magliettevintage.it, dedicato alle magliette vintage. Andate a visitare questi siti perché a mio avviso sono molto interessanti, ci ho perso molto tempo per realizzarli e se poi prendono piede io mi dedicherò anche ad aggiornarli, perché adesso ovviamente sono fermi a diversi anni fa. Però diciamo, se vi piace la struttura, mettetemelo anche nei commenti sotto i video dove vi pare, scrivetemi e io li aggiorno, se vedo però che c'è un discreto traffico su questi siti, ok?
Detto questo, no, sono le ore 13:37 di questo 19 marzo 2025. Rinnovo gli auguri a tutti i papà, tanti auguri a mio papà, lo sono andato a trovare di persona, grazie di tutto, e io a voi vi do appuntamento alla prossima live, che come sempre non so quando sarà, presto, senz'altro presto. Un'altra cosa che vorrei fare in live, magari pure per la 1000ª live, vi anticipo che l'altro giorno ho fatto tardissimo di notte perché mi sono diciamo incaponito con Gemini o Bard o l'intelligenza artificiale di Google, perché volevo fargli scrivere un programma in PHP che facesse una determinata cosa. Non c'è riuscito. Io questo programma l'ho fatto nel lontano 2001, l'avevo fatto senza nessuna difficoltà, no, perché è un programma, diciamo, dal punto di vista logistico molto complesso da fare, però io avevo risolto tutti i problemi scendendoli in tanti problemi più piccoli, quindi partendo da un problema piccolo, poi ho messo un problema più grande e avevo fatto un programma che facesse esattamente quello di cui io avevo bisogno. Ebbene, ci ho portato Bard e non ci è riuscito. Mi dava programmi sempre non funzionanti, che usciva errori su errori. Gli facevo notare l'errore, lui mi diceva: mi dispiace, hai ragione, dobbiamo ovviare e fare così. Mi dava un altro listato, provavo il listato e non funzionava, e io gli dicevo: guarda, questo non funziona, che cosa dobbiamo fare? Lui mi dava un altro listato, riprovo. Vorrei fare una live per farci 4 risate, come già ho fatto, 4 chiacchiere con Bard, la I di Google. Vorrei fare 4 chiacchiere con Gemini, come caspero si chiama, la I di Google, la nuova AI di Google, che però non riesce a risolvere problemi basilari. Finché usiamo questa intelligenza artificiale per fare i disegni, per cambiare voci, per carità, è bellissimo, tanto di cappello, possiamo fare filmati, possiamo fare incontrare 3 persone che sono, cioè 3 personaggi che sono la stessa persona in 3 età diverse, e farli abbracciare, come ha fatto Vasco Rossi, che ha abbracciato il suo quando era bambino con il suo quando era ragazzo e il suo come è adesso, e hanno festeggiato il compleanno tutti e 3 insieme. Bellissimo quel video, lo trovate negli short, io l'ho pubblicato nei miei short. Quindi diciamo, per quello l'intelligenza artificiale comincia ad essere valida. Per fargli scrivere degli algoritmi o dei programmi c'è ancora un sacco di lacune, fa degli errori grossolani, io l'ho visti. Io quando poi sono andato a letto, che poi ho trovato mia moglie sveglia per un caso, io gli ho detto: guarda, io a sto Gemini, come si chiama, io gli do 3 meno meno, perché non è riuscito in tutte queste ore a fare un programma, un listato corretto che funzioni. Non c'è stato verso. Ok, grazie di essere stati qui con me, grazie di aver avuto la pazienza di rimanere fino all'ultimo, per chi ha visto questo video fino alla fine e in live, e grazie per chi lo vedrà in differita. Io vi ringrazio tantissimo perché mi seguite. Fate girare il mio account, che è molto semplice, youtube.com/Renato De Vita. Fate scrivere un po' di gente, perché più gente siamo e più sono invogliato a fare cose. Come vedete, io già così faccio almeno 2 video al giorno pubblico, quindi se mi invogliate forse riesco a fare anche di più. Io ho anche i video pronti per i prossimi 10-15 giorni. Io già sto pronto con tutti i video, li pubblico io piano piano tutte le mattine, e non più di 2 video al giorno, se no poi magari, non lo so, magari do fastidio pure a YouTube stesso, quindi ne pubblico 2 al giorno. Ok? Grazie mille di essere stati con me, vi do appuntamento alla prossima live, che non so quando sarà. Ok? Grazie di nuovo, buon pranzo, 13:41, 19 marzo 2025. Auguri a tutti papà, un saluto da Reni Retro, ciao!